Non è pensabile far ricadere errori commessi dalla Regione o da chi ha condotto questo progetto sui cittadini del Veneto. L'opera interessa il Veneto, il territorio ne ha bisogno, non deve essere messa in discussione, ma esiste un colpevole di quanto sta accadendo, che il sindacato UIL ha individuato nell'azienda che ha vinto l'appalto per i lavori della superstrada pedemontana veneta. Chi ha vinto di eseguire il progetto non sta eseguendo i lavori. La SIS, noi diciamo che vada messo in discussione l'accordo fatto e bisogna trovare un'altra disponibilità ad eseguire i lavori. La Regione, secondo il sindacato, dovrebbe aprire un nuovo bando di gara mettendo da parte il consorzio contabile SIS, inadempiente secondo i termini del contratto. Un'ipotesi che in questo modo però rischia di far diventare davvero un miraggio l'infrastruttura per il territorio. Ad oggi ricorda Colamarco che per completare l'opera servono ancora 2 miliardi e 400 mila euro. Se la Cassa Depositi e Prestiti non interviene, se la BEI non interviene, non c'è la liquidità per fare l'opera. Non credo che con i 300 milioni e oggi addirittura la Regione vuole attribuirsi di essere concessionaria, sarebbe contro quello che noi andiamo dicendo, che bisogna far fare le cose a chi le sa fare.